A tutti voi bentrovati a questo nuovo appuntamento in diretta. Con a voi la linea. Parleremo anche di coronavirus, ma in primo piano in questa puntata c'è questa giornata particolare per la nostra terra. Il 3 aprile è la giornata in cui si celebra la festa della patria del Friuli. Naturalmente la si celebra in condizioni particolari e quindi anche tutte le iniziative programmate anche quest'anno per celebrare a dovere la ricorrenza non si potranno tenere, o quantomeno non nella loro formula abituale e non in questo periodo. Naturalmente insomma ci sarà occasione più in là di celebrare la festa, che comunque oggi è stata ricordata anche dal Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che ha ricordato l'anniversario sottolineando anche con rammarico insomma l'impossibilità di mettere in campo tutte le iniziative programmate. Per parlare di questa giornata e farci ricordare anche che significato ha il 3 aprile per il Friuli, abbiamo in collegamento via Skype, lo state vedendo in questo momento, William Cisilino, direttore dell'Arlef. Buona giornata e buona festa della patria del Friuli. Buongiorno, buondì e buone feste a tutti. Allora cominciamo intanto ricordando che significato ha questa giornata del 3 aprile e perché c'è questa festa. Ha innanzitutto un significato storico, poiché si ricorda la nascita dello Stato patriarcale friulano il 3 aprile 1077, quando l'imperatore Enrico IV diede al patriarca Sigeardo i poteri non solo ecclesiastici, diciamo così per semplificare, ma anche quelli temporali sul territorio del Friuli, e poi via via questo territorio peraltro si allargò anche ad altri territori, la Stiria, la Carinzia, l'Istria, eccetera, a seconda anche dei periodi storici. Questo Stato, perché si trattava di uno Stato vero e proprio, ovviamente vassallo del Sacro Romano Impero, ma uno Stato con tutti i crismi, è stata una delle istituzioni più importanti per l'epoca, anche perché è stato il primo a istituire un Parlamento. Il Parlamento friulano è stato il primo Parlamento d'Europa. Questo Stato è durato fino al 1420, quando poi fu conquistato dopo una guerra anche parecchio sanguinosa che durò anni, fu conquistato dalla Serenissima dopo venne mantenuto solo il patriarcato ecclesiastico. Ecco, tante volte si fa confusione fra lo Stato patriarcale, che durò dal 1077 al 1420, e il patriarcato, che invece durò dal 568 fino al 1751. Invece il Parlamento, di cui si ha notizia come minimo dal XIII secolo, è durato fino al 1806. Quindi come si vede una storia molto ricca che viene ricordata oggi. Chiaramente la festa del Friuli non serve solo a ricordare il passato, ma anche a ricordarsi dell'identità friulana oggi e soprattutto domani, tant'è vero che state facendo vedere l'inno del Friuli, che non a caso si chiama Inquintri al Doman. L'identità è un elemento importante, credo, soprattutto per costruire il nostro futuro, soprattutto in un periodo storico come questo. Ecco, del video che continuiamo a vedere, dell'inno insomma che sentiamo in sottofondo, abbiamo parlato già nei giorni scorsi e proprio in queste giornate lo stiamo proponendo più volte su Telefriuli, insomma proprio per ricordarci anche di questa data importante. Abbiamo parlato del Patriarcato di Aquileia, riconosciuto come diciamo Stato autonomo. In tutto questo percorso sulla questione dell'identità è importante ricordare anche il ruolo che ha svolto la lingua, quindi direi di ribadire anche questo aspetto. Ma diciamo che tutti i linguisti che si sono occupati dall'esterno di friulano sono sempre rimasti colpiti da un fatto, cioè che il friulano è vero che presenta delle varietà dialettali,
però in un territorio sufficientemente ampio mantiene le sue caratteristiche, cioè dalla montagna fino al mare, da est a ovest, comunque il friulano mantiene delle sue caratteristiche su un territorio che da un punto di vista prettamente linguistico è molto vasto. Questo è anche il motivo per cui il friulano è stato ed è riconosciuto come lingua sia a livello linguistico sia a livello politico. Ecco, se noi non avessimo avuto il patriarcato non avremmo questo elemento, perché è stato il patriarcato a mantenere questo territorio per alcuni secoli e a preservare la cultura, la lingua che si erano sviluppate e che sono fortemente caratterizzate, fra l'altro, dal fatto di avere dei forti influssi delle lingue slave e delle lingue tedesche che si sono succedute nei secoli. Il friulano peraltro è anche molto conservativo rispetto al latino, tant'è vero che Pasolini diceva cui cal favele furlan al favele latin. Quindi il friulano è un elemento basilare e sicuramente un punto di riferimento per il mantenimento della nostra identità. Se non ci fosse la lingua friulana, e speriamo che quel giorno non accada mai, non ci sarebbe neanche un'identità friulana, comunque sarebbe un'identità molto molto più sbiadita. In queste giornate di emergenza coronavirus si è più volte fatto appello all'unità nazionale, insomma affrontiamola tutti insieme, ognuno faccia la propria parte, stiamo tutti uniti. Abbiamo visto su tanti balconi comparire la bandiera dell'Italia, la bandiera tricolore. In queste giornate aumentano anche le bandiere blu con l'aquila, e insomma un appello in questo senso l'ha fatto anche l'Arlef. Sì, abbiamo fatto questo appello tramite i social e anche tramite altri soggetti come la Patria del Friuli, il Comune di Udine e tanti altri, perché i friulani mettano oggi, ma l'hanno già incominciato a fare dalle giornate scorse, le loro bandiere sui balconi, e soprattutto abbiamo chiesto che ci mandassero le foto. Ebbene, ne abbiamo ricevute più di 300. Fra l'altro da tutto il mondo, e la cosa che ci ha, diciamo così, non meravigliato forse, ci ha colpito di più piacevolmente è il fatto che molte di queste foto sono fatte da giovani, molte da bambini devo dire, o da famiglie, quindi l'identità friulana viene vissuta diciamo così proprio guardando il domani. Ultimissima cosa, festeggiamo questa ricorrenza in maniera particolare, ma insomma sappiamo che è tutto rimandato, giusto? Vogliamo fare riferimento anche a questo prima di salutarci? Sì, incrociando le dita abbiamo rimandato l'appuntamento che si sarebbe dovuto tenere il 5 aprile a domenica 7 giugno in Castello, perché quest'anno il comune ospitante è il comune di Udine. Ogni anno facciamo la festa in un comune diverso del Friuli, quest'anno toccava a Udine. Speriamo di riuscirla a realizzare, perché veramente nel cartellone avevamo messo moltissimi appuntamenti. Credo che questa sarebbe stata, e speriamo possa essere, una delle feste del Friuli più ricche, quindi davvero incrociamo le dita perché almeno il 7 di giugno si riesca a celebrare in Castello con tutti i crismi la festa. Incrociamo naturalmente tutti le dita per questo motivo, perché insomma questa emergenza possa presto finire. Grazie a William Cisilino, direttore dell'Arlef, ci riaggiorneremo. Grazie e buona giornata. E allora